particolare in cui noi cerchiamo di unire spettacolo e storia per far sì che il nostro futuro sia migliore, perché noi non vogliamo fare niente fine a se stesso. Mi fa piacere che mi hanno già preceduto dicendo delle cose buone, perché la nostra memoria deve essere divulgata al massimo. Ovviamente non ho sentito tutto quello che ha detto l'amico prima, ma c'è stato di tutto e di più. C'è stato qualcosa di molto importante che è successo 157 anni fa. Noi stasera faremo un salto indietro nel tempo. Cioè noi immaginiamo di stare il 20 luglio, però 1861. Allora facciamo vedere che atmosfera stava a Torre del Greco il 20 luglio 1861. Come avete sentito, da pochi mesi era stata proclamata la unità italiana, che non era stata fatta per unire l'Italia, ma era stata fatta per saccheggiare il regno delle due Sicilie. Questo ormai è assodato. Io sono storico da 30 anni, ho i documenti che dicono queste cose qua. Cioè non volevano fare l'Italia unita, volevano prendersi i soldi che qua stavano. Noi eravamo il regno più ricco della penisola italiana, tenevamo i 3/4 di tutti i soldi in oro della penisola italiana, tenevamo un primato, uno solo, che bisogna ripetere e poi bisogna rifletterci e poi si scopre tutto il resto. Il nostro primato era che mentre in tutta Europa, Piemonte, Lombardia, Francia, Irlanda, Germania, si emigrava per lavorare perché non si viveva bene, c'erano problemi economici in tutta Europa, solo dal regno delle due Sicilie non si emigrava. Questo è l'unico grande primato, altro che prima ferrovie, primo teatro, che sono cose secondarie. La cosa principale è che i nostri antenati riuscivano a vivere bene qua e non dovevano andarsene fuori del loro stato per trovare lavoro. Questa è una cosa che la dice lunga su che cosa era il regno delle due Sicilie. Era l'unico stato europeo organizzato in un modo particolare, che non si può spiegare stasera ovviamente, ma che riusciva a dare ai suoi abitanti e anche a coloro che venivano qua come immigrati, che venivano accolti tranquillamente, venivano dati a questa la possibilità di vivere decentemente, di non dipendere da nessuno, perché il re era quello che frenava le ambizioni dei ricchi borghesi e dei nobili che in tutta Europa vessavano e angariavano la povera gente che era costretta a emigrare. Questo è il succo, è quello che succedeva qua. Allora questa non fu una vera unità, fu una conquista nord piemontese che doveva metterci in ginocchio, doveva non farci più intraprendere, come disse un famoso economista loro, Carlo Gambrini. Disse là non dobbiamo fare in modo che non devono più produrre niente più, noi Stato dobbiamo fare in modo che non devono produrre niente più. Carlo Gambrini, se proprio lo volete sapere, era il proprietario anche dell'Ansaldo, che era una catapecchia vicino a Pietrarsa, la grande industria che avevamo qui a pochi chilometri. E quindi proprio lui fu quello che chiuse Pietrarsa e fece ingrandire l'Ansaldo, per dirvi l'Italia come è nata. E poi noi non abbiamo industria, non abbiamo lavoro, non abbiamo occupazione. Tutto voluto, tutto programmato. Allora questa fu una grande tragedia che fu imposta ovviamente con la forza dall'esercito invasore, che non era manco sufficiente, dovettero chiamare i mercenari stranieri per combattere i nostri antenati, che si ribellarono dopo questa cattiva unità, si ribellarono in massa i nostri antenati e li chiamarono briganti, perché non potevano accettare che non fossero favorevoli a questa unità italiana. I nostri antenati avevano capito bene che stavano combinando, videro subito che cosa succedeva da quando cominciarono a saccheggiare, e ne dico uno per le tante, i conti correnti dei nostri antenati sul Banco di Napoli furono, quando c'erano i Garibaldi qua, presi tutti quanti e portati a Torino, se no nelle tasche Garibaldi, Alessandro Dumas e i suoi amici. Quindi i nostri antenati si ribellarono, li chiamarono briganti e si ribellarono in tutto il regno, ovviamente dove era possibile prevalere sulla forza di occupazione, loro erano più forti. I soldati ovviamente dovettero
abbandonare l'esercito perché il re andò in esilio e si sciolse, e i soldati diventarono sbandati, non vollero diventare soldati piemontesi, continuarono ad essere soldati del re Francesco II e incominciarono ad aiutare i briganti. Allora noi ci facciamo il salto indietro nel tempo e diciamo che il 20 luglio 1861 un gruppetto di soldati, il primo reggimento re di granatieri che ancora era unito insieme a un suo ufficiale, capisce che deve venire qua in questa zona dove imperava un grande capobrigando, Pilone, il quale dava fastidio, dava il terrore ai piemontesi, e questi soldati sbarcarono sulla litoranea del Greco, paurosi di trovare qui i bersaglieri, di trovare qui il nemico, e speranzosi di trovare invece l'abbraccio del popolo che sapevano era favorevole al ritorno dei Borbone, perché solo così potevano sopravvivere. Allora noi stasera ci facciamo il salto indietro nel tempo, vediamo questi soldati che stanno arrivando, vediamo il popolo che poi siamo noi, che li vedranno, li accoglieranno e insieme faranno una specie di patto, una specie di rievocazione di tutto quello che è stato, di quello che sarà nei pochi anni successivi dopo, fino all'inizio del Novecento. Avete sentito quando Ferdinando Russo spiederà Luciano Re, il quale rievocherà alcune cose, ed era anche vietato allora rievocare le cose che erano successe. Poi faremo un salto all'oggi, a guardarci in faccia, a vedere che ancora oggi ci stanno certi valori che per noi sono fondamentali. Quindi partiamo con il soldato Luciano Re. Questo è l'inno nazionale, se ci alziamo in piedi lo sentiamo. Per cui morirono un milione di persone. Dio ti salvi, cara patria, che ti disegni in questo antico mare d'eroi, millenaria, quella del pensiero, che nacque in Grecia in questa cancellata dalla storia, le tue bandiere vengono rialzate da noi sulle sacre torri di Gaeta, scriviamo ancora la parola dignità. Soldato del Volturno che cadesti qui, nessuno per 100 anni il nome tuo scolpì dai figli che visti non hai, l'onore di tornati dal passato, chi in noi crederà, stavolta vincerà. Va avanti tamburino, suona come allori, assente la fortuna, non mancò il valore, il fatto che un dì ci tradì, adesso ci tornati dal passato, chi in noi crederà, stavolta vincerà. Salvi cara patria, Dio ti salvi cara patria. Ma chi viva! Chi viva! Ma chi viva! Ma chi viva! Questo è il grido dei soldati napoletani in battaglia. Quindi i soldati sono sbarcati e sono pensierosi. Che cosa troveranno qua? Si vede una lanterna, come vedete, perché è notte fonda e c'è un segnale fra la spiaggia e il bagnasciuga, vedete?
nessuna risposta. Il segnale si riprende. Chi viva! Viva il re! Viva il re. Viva! Sono nostro. Viva il re! Mujahideen! Shalom! Ogar Baka! Hey! Sono chiamati per nome i soldati, vedete, riconosceva il pescatore. Perché? Tardi. Cicero. Ecco i soldati del primo reggimento fanteria, vedete? Con le divise nuove di zecca che abbiamo inaugurato la settimana scorsa. E sono perfette, Ci sono tanti gruppi di soldati che si vestono e non sono così precisi. E c'è la bandiera del reggimento, vedete sulla sinistra. Parecchi combatterono con i briganti con la divisa borbonica e gran parte dei briganti erano ex soldati, ovviamente. Il pescatore li va a incontrare. Io non posso muovermi troppo perché sennò fa rumore. Non ci vedi? No, non riesco a vedere, non farlo. Questa pubblicità. Ormai si sono conosciuti perché c'era molta perplessità. Si conoscono e si abbracciano perché hanno un'unica cosa in comune, che è la loro patria. Adesso il primo tenente farà fare delle manovre ai soldati. Per cortesia, vogliamo vedere pure noi qua dietro, non è possibile, per piacere, tutti qua a pescare, non lo so. Questi erano soldati che non avevano fatto mai guerre di conquista, perché il nostro regno era il regno pacifico e non faceva guerre con nessuno, ma avevano un valore immenso. Misero in difficoltà i piemontesi continuamente quando si scontrarono con loro. Erano soldati bravissimi e coraggiosissimi, ma lo facevano solo per difendere la patria, non per conquistare le cose altrui, come avveniva in Piemonte o in Inghilterra o da altre parti. Questi comandi sono stati trovati nel regolamento borbonico. Ovviamente nessuno di questi è soldato veramente, né ha fatto mai esercitazioni tecniche particolari, quindi bisogna apprezzare veramente quello che fanno.
Questi soldati non riuscirono a vincere con l'invasione nemica perché la massoneria aveva messo ai capi nello Stato Maggiore delle due Sicilie dei traditori. A volte si dicono i generali tradirono, no? I generali erano massoni che dovevano obbedire al padrone e lo fecero in modo che non riuscimmo a vincere né in Sicilia a Milazzo, a Calatafimi dove si combatté, né al Volturno dove si combatté ancora. Riuscirono a non farci vincere e non fu facile. Invece dopo con la lotta nel brigantaggio li mettiamo in difficoltà veramente grandi e loro reagiscono con un'atrocità inaudita. Ripeto, si parla di 1 milione di morti su 9 milioni di abitanti. La cosa terribile è avvenuta da questa parte per fare questa Italia in cui noi siamo i sottosviluppati, siamo quelli della questione meridionale che ci hanno regalato loro, ci hanno imposto loro. Quindi veramente bisogna ripensare non con nostalgia ma con orgoglio a queste cose che state vedendo e alle altre che vedremo e diremo dopo. Ovviamente questi fatti, ripeto, non se ne parlò più, era vietato parlare in famiglia. Come diceva lui, sarà riuscito a trovare il modo per far scrivere qualcosa su questi argomenti e si fece questa famosa poesia che molto dice, soprattutto per chi le cose le sa. Quindi adesso la sentiremo. A dove si vede più Santa Lucia? A dove si sente più la Durimara? Già hanno lavato meglio che sta via, l'hanno cacciato in fine e marinara. Eppure ti faceva tanta alleria che le bancarelle illustricare. O moon vota sempre, vota in tutto, si scarto bello e si incoraggio brutto. Ah, come tutto cagna. E i tempi data che si toccava mare con urito. Un coppo mare passa una strada, tutto va caro e niente è saporito. Santa Lucia mi ha proteggiuto sempre, ma non ha visto l'occhio per vedere che l'uomo cagna come cagna il tempo e che ci sa che bene ha preso a me. Io qualche volta quando sto infuscata e mi straporta quando ero paglione, mi credo che sono morta e sotterrata sotto la montagna che lusciata a mone. Pare nato paese, nata cosa, tu non ci cammini e non ti trovi più. Eppure è certo, è assai spassosa. Santa Lucia, da prima gioventù.